Allora, torniamo su questa precisazione che è informativa, culturale. Beni in gestione e beni destinati. Allora, rivedendo la slide, un attimo che c'è un messaggio, non si può lasciare ai privati cittadini l'onere delle segnalazioni perché è compito delle forze di vigilanza, altrimenti arriveremo alla stasi della Germania dell'Est, dove tutti avevano paura di tutti. Prego. È un po' troppo questo, cioè nel senso che è chiaro le forze di vigilanza svolgono il loro ruolo di indagine, però è, come dire, un dovere del cittadino se come dire, rileva delle attività che borderline, come dire, sui temi della legalità, segnalarle. Non è che ci dobbiamo tutti trasformare in poliziotti o in come dire, agenti della Stasi. È assolutamente corretto questo, però c'è anche un dovere civico di come dire, sottrarsi e segnalare se si rilevano dei fatti illegali. Certo. Sarebbe un obbligo di legge quello di segnalare, se no si diventa dovere complici. Certo, dovere civico. Allora, dicevamo, andiamo a vedere dei numeri interessanti, perché beni in gestione sono quelli in attesa di giudizio, no? C'è quindi un amministratore giudiziario nominato dal tribunale. Quelli invece destinati sono già trasferiti ad altre amministrazioni per scopi sociali, di cui stavamo parlando. Vedendo le cartine del nostro paese, vediamo anche, per esempio alle regioni, che c'è una bella differenza tra beni immobili in gestione, quindi non ancora assegnati, in Veneto sono 176, quelli confiscati già destinati sono 265. Prego, segretario. Sì, la cosa diciamo mi sembra anche abbastanza semplice, nel senso che una volta che la magistratura avvia il processo penale nei confronti diciamo degli appartenenti alla criminalità organizzata, ovviamente fin tanto che non si arriva diciamo, alla fine del percorso giudiziario, quei beni non possono essere destinati ad altro uso, quindi si dice beni in gestione, nel senso che sono dei beni che stanno in una sorta di limbo, insomma, nel senso che quiescenza. Esatto, mentre poi quando diciamo il processo è arrivato anche al secondo grado di giudizio, a quel punto il magistrato può disporre che il bene venga destinato e quindi destinato alla collettività. Per esempio il caso che abbiamo qua in Veneto, che proprio di pochissimi giorni fa, questo bene a Valleggio del Mincio, che ancora dopo il secondo grado di giudizio il Tribunale ha deciso che quel bene può essere destinato alla collettività. Il comune di Valleggio del Mincio ha idea di costruire un asilo nido, insomma comunque attività sociali. È evidente che siccome si sta aspettando ancora il terzo grado di giudizio, quel bene deve essere in qualche modo mantenuto, perché nell'ipotesi in cui diciamo, il presunto colpevole venga assunto, quel bene deve essere anche restituito. Però in generale diciamo, la stragrande maggioranza dei beni in gestione poi vengono anche destinati. E in questa destinazione c'è il ruolo anche nostro, nel senso che su questi o terreni sequestrati alla criminalità o delle ville o delle case, il caso per esempio di Salvaterra a Rovigo, c'è una villa del XVIII secolo, c'era un personaggio che poi è anche interessante sottolineare che questi personaggi occupano degli spazi importanti ma in luoghi non proprio al centro dell'attenzione, insomma, per consentire che le loro attività illecite non siano diciamo abbastanza visibili dalle forze dell'ordine, dalla collettività, eccetera. Per esempio quella è uno spazio bellissimo dove ci sono una serie di attività, dall'apicoltura al giardinaggio, eccetera, e anche lì facciamo i campi con tantissimi giovani. Naturalmente abbiamo ripresi un po' a fatica l'anno scorso, perché è sempre bene ricordare che veniamo da una pandemia, per cui queste attività estive, questi campi sono stati sospesi praticamente in tutta Italia, perché è del tutto evidente che non si potevano fare incontri di quel genere. Li riprenderemo con maggior forza
quest'anno e sono dei momenti straordinari di aggregazione. Infatti insomma. vediamo le foto qui di questi. Sì, sono cose molto belle. Poi insomma noi facciamo anche una cosa per cui alla fine dei campi chiediamo ai ragazzi di scrivere una sorta di diario, insomma, delle giornate fatte, e vengono fuori delle cose anche emozionanti, insomma, che poi quando questi ragazzi incontrano il cuoco pensionato che gli dà da mangiare a pranzo e cena, poi si stabilisce un rapporto attraverso il cibo veramente straordinario, insomma, e quindi sono cose veramente molto belle, ma sono momenti, diciamo, ricreativi, dove sono anche attività, virgolette, lavorative, ma poi ci sono i momenti di incontro e di dibattito. Sono interessantissimi gli incontri che vengono fatti con i parenti delle vittime, insomma, ecco, perché sì, sono testimonianze è evidente che sono cose anche strazianti, insomma, no? Avevo un messaggio: bravi, queste sono iniziative degne di un sindacato che avvicina il cittadino e non solo al lavoratore, dignità e libertà. Assolutamente sì. L'ultimo che voglio citare è questo che faremo a Longarone, perché è il 60°. Vediamo le slide successive, infatti, che ci parla di Salzano, Venezia, sì, il 3 luglio e l'8 luglio, Longarone in provincia di Belluno 10 luglio, 15 luglio, campo per maggiorenni invece. Longarone è il 60° anniversario della vicenda del Vajont. Forse i più giovani non lo sanno, ma un pezzo di montagna caduto sull'invaso della diga del Vajont provocò a valle della diga più di 1900 morti, 1900 morti, ecco. E questo, insomma, è stato uno degli esempi, diciamo, più significativi nel nostro paese, dove l'idea di sfidare la natura ai fini industriali poi ha prodotto quella che è stata, credo, una delle tragedie più gravi del nostro paese. Io, tra l'altro, ho un po' la memoria anche un po', insomma, dei primi interventi che vennero fatti allora dalle aziende di telecomunicazioni piuttosto dell'energia elettrica. Diciamo, i racconti di quegli operai che si recarono in quei luoghi per ripristinare un minimo di attività sono veramente dei racconti agghiaccianti. Più di 1900 morti seppelliti dall'acqua e dal fango. E quindi è bello che lì a Longarone si faccia quest'anno, in occasione del 60° anniversario di quella tragedia, anche lì un campo sulla legalità, perché appunto c'è sempre un nesso, o molto spesso c'è un nesso tra attività imprenditoriali spregiudicate e livelli di criminalità organizzata. Ci sarà anche poi, vediamo la slide successiva, Erbè 16 luglio, 20 luglio, sempre per maggiorenni, e Badia Polesine 24 luglio, 29 luglio, 31 luglio, 5 agosto, Salviamo la Terra, sempre campo per maggiorenni, però in provincia di Rovigo. Salvaterra, che... sì, hanno scritto Salviamo la Terra. Sì, no, ma è un refuso, è il luogo di Salvaterra. Ho capito, Salvaterra, perfetto. Comunque sarà sempre riguardo per salvare la terra, se è molto interessante e che tiene conto di alcuni aspetti. L'ultima nota che volevo ricordare, guardando la cartina delle aziende in gestione, le aziende confiscate, perché qui sono anche numeri importanti, perché in Italia ci sono 3.366 aziende in gestione, quindi in attesa di essere destinate, e 1.761 aziende destinate. Per cui tra quelle in gestione e quelle destinate arriviamo sui 5.000 aziende, che non è poca cosa, cioè con numeri pazzeschi veramente in certi ambiti regionali. In certi territori, insomma, guardare questi numeri dà l'idea poi della storicità dei fenomeni, insomma, perché vediamo che i numeri della Sicilia, della Calabria, del Lazio, della Campania sono tanti, però anche da noi ci sono dei numeri che fanno riflettere. Le aziende hanno cominciato ad esserci da quando sono iniziati i processi. Certo, ma c'è, se posso dire, ancora in Veneto un po' di omertà su questi fenomeni. Osservavo giustamente chi scriveva che, per esempio,
si dice la mala del Brenta, quasi per intendere un fenomeno isolato e confinato in quel territorio. No, lì siamo in presenza di criminalità organizzata che aveva ramificazioni in tutto il territorio nazionale, insomma, cioè questa cosa di rappresentare il fatto che la criminalità organizzata sta a sud e che il nord Italia, salvo alcuni casi isolati, saremmo esenti da fenomeni di questo genere, è una cosa che i numeri ci dicono che non è esattamente così, insomma. Chiaro. E quindi, prego, chiusura. No, dicevo, e quindi l'attenzione nostra, ripeto, è sul versante di sostegno alle iniziative delle forze dell'ordine e magistratura, naturalmente anche questa cosa che facciamo da tanti anni, che è quello di parlare con i giovani, di entrare all'interno delle scuole. Quindi fare diffusione di informazioni importantissime. Tra l'altro avendo anche la collaborazione straordinaria di insegnanti, presidi, insomma, quindi c'è un coinvolgimento generale, c'è un questo è pezzo di importantissimo. Società che merita rispetto. Insomma. Allora siamo arrivati al termine, vi ringraziamo Silvana Fanelli della CGIL del Veneto che è stata qui con noi, Massimo Cestaro, segretario dello CGIL del Veneto, e di questa pagina importantissima per fare cultura e informazione sulla legalità e sui principi che ne stanno alla base, le tante iniziative che vengono organizzate. Per tutti coloro che fossero interessati, comunque sempre informarsi presso le sedi dello CGIL. Buon proseguimento, la puntata la vedete in replica nel nostro sito. Grazie. Grazie a voi. Grazie.